Da quelle sequenze nere esce un groviglio di corridori contenuti da gentili e curiosi. Sono le 2:53 del 13 maggio 1909 e quei 127 avventurieri non sanno di affrontare i primi chilometri. Ma se dico ciao Alghero, com'è? A un grande azzardo per completare l'ordine. Edizione del Giro d'Italia! Incredibile, importantissimo, che profuma di storia, che profuma di tradizione. Però qualche anno fa tra il pubblico c'era un ragazzino che proprio durante una tappa del Giro in Sardegna ha deciso che sarebbe diventato un corridore e che avrebbe poi partecipato al Giro d'Italia. Questo era il suo sogno. Lui questo sogno lo ha realizzato e credo anche che quest'oggi forse avrebbe preferito essere annunciato come corridore partente del Giro d'Italia, ma aveva fatto una promessa. Lui comunque voleva essere qui con noi quest'oggi e si sa. Ragazzi, una promessa è una promessa e lui è un uomo di parola, per cui abbiamo deciso di iniziare così, di iniziare da lui, un grande campione. Signore e signori, Fabio! Ciao Alghero! Fabio, benvenuto! Ciao a tutti, ciao Alghero, ciao Sardegna!